Questi erano 4 persone, 2 contro 2, che si sono non solo azzuffati, sono accoltellati proprio, li abbiamo arrestati in 2 minuti. Per cui chi parla, adesso non so neanche il nome di questo qui, chi parla in generale dico, se riesce a darci anche risorse per arrestarli in 30 secondi lo facciamo volentieri perché si può sempre migliorare. Però direi che 2 minuti presi dalla polizia locale, dei giovani della polizia locale, i ragazzi che abbiamo assunto da poco, quelli che hanno fatto le prove di corsa, di prove fisiche, sono stati secondo me molto efficienti. In 2 minuti li abbiamo arrestati tutti 4, a Venezia quando si commette un crimine lo arrestiamo. Ci prendiamo questi complimenti, queste raccomandazioni di queste cose, però insomma riteniamo che siamo a livello di tempi di record, però si può sempre migliorare e cercheremo di migliorare. Il sindaco Brugnaro risponde così alle dichiarazioni del deputato veneto leghista Alex Bazzaro all'indomani dell'accoltellamento a Piazzale Roma. È un fatto grave e preoccupante, aveva detto, e non può lasciarci indifferenti. Serve più sicurezza, ma soprattutto un'amministrazione che con buon senso dedichi più impegno a questa materia. Affermazioni cui replica anche l'assessore comunale alla sicurezza. E sul fatto di prestare sempre più attenzione assolutamente ragione, sul dire che non c'è abbastanza sicurezza assolutamente no, per cui facciamo un invito all'onorevole a farsi un giretto con l'assessore alla sicurezza che sono io e andiamo a visitare i vari luoghi, così vediamo da vicino quelli che sono i programmi che stiamo attuando e anche i problemi che viviamo nel territorio. Fatti difficilmente prevedibili, continua D'Este. È emerso che tra i 4 c'è un lungo trascorso. Romeni ed egiziani in passato se l'erano giurata, più i primi che i secondi. Alcuni giorni prima, infatti, l'egiziano si era ritrovato faccia a faccia nel bus con 2 del gruppo, dove è iniziato un diverbio culminato a schiaffi e spintoni. Intervenne la polizia, ma i 2 erano già scappati, fino all'accoltellamento di sabato.